onda Filo Diretto. Va ora in onda Lega Liguria con Fabrizio Graffione. Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, caldo anche qui, spiagge affollate, beati coloro che sono al mare, nel nostro splendido e pulitissimo mare, tantissime bandiere blu qua in regione Liguria, siamo intorno ai 30 gradi oggi e quindi molto soleggiato. Si prevede che le temperature saranno in aumento anche per il prossimo fine settimana. Ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive, Armando Biasi. Ciao Armando, ci sei? Ciao, buongiorno a tutti e ai vostri radioascoltatori. Ciao Fabrizio. Dove ti trovi in questo momento, Armando? Guarda, ho appena terminato la commissione quarta, perché come tu dicevi sono presidente della commissione terza, sviluppo economico, lavoro, trasporti, ma sono anche membro anche di altre commissioni, quindi siamo sempre al lavoro per il bene comune. Sempre al lavoro in regione. E a proposito di Regione Liguria, martedì scorso, 2 giorni fa, c'è stato il Consiglio regionale, l'Assemblea legislativa della Liguria ha assunto una ferma decisione contro la sospensione dei rapporti istituzionali, commerciali e militari con lo Stato di Israele, chiesta questa sospensione dalle minoranze della sinistra. Quindi sostanzialmente Regione Liguria continua e dice sì ai rapporti con Israele e con la diplomazia. Sì, diciamo ieri in un confronto molto acceso su una proposta che ovviamente abbiamo respinto sia nella forma che nel contenuto da parte delle minoranze, e soprattutto noi come Lega, un nostro stella polare, un nostro principio è quello del dialogo, del confronto, della mediazione, perché chiudere delle porte non è mai servito a nessuno. Tra l'altro poi ci sono anche degli organismi internazionali, nazionali, siamo ben difesi dai nostri ministri della difesa e degli esteri, per cui abbiamo detto ai cittadini che noi ci fidiamo delle nostre istituzioni che sono preposte al confronto e al dialogo, perché la vicenda che ovviamente attristisce tutti, perché quando vediamo delle immagini crude, violente, che rappresentano la guerra, e quindi noi invece auspichiamo che la guerra sia portata sui tavoli della transazione, della trattativa, e poi per ciò che riguarda responsabilità umanitarie o responsabilità personali, credo che non sia il Consiglio regionale che debba valutare questi aspetti. Ripudiamo ovviamente ogni forma di ingiustizia, di violenza nei confronti di tutti, dei bambini e delle donne, però ripetiamo con forza che non siamo contro nessuno, ma siamo ovviamente a fidarci di quello che sono, come dicevo prima, le istituzioni che ci devono garantire il rispetto della democrazia. Ecco, senti, quello che mi ha un po' colpito è che alcuni esponenti delle minoranze hanno dichiarato in aula che non sarà il dialogo a fermare la guerra in atto a Gaza, quello che sta succedendo dopo l'attacco dei terroristi palestinesi di Hamas del 7 ottobre 2023. Ecco, mi sembra un po' una affermazione piuttosto forte, come minimo. Certo. Io ovviamente, per mia cultura di estrazione personale ed educativa, cresco presso gli oratori di Don Bosco, per cui dal mio punto di vista c'è sempre un rispetto della visione cristiana dell'atteggiamento quotidiano, però credo che non può esserci una politica della doppia morale, per il semplice fatto che nel mese di ottobre dell'anno scorso è avvenuto un atto violento contro dei ragazzi che si erano riuniti per un rave party soltanto per divertirsi, uccisi con una violenza inaudita. Quanto e tanto stiamo assistendo alle immagini di civili vittime della guerra, per cui credo che non possa essere accettato che ci siano violenze o soprusi di serie A, di serie B, solo per un'esigenza di difesa di una visione politica. Al contrario, noi diciamo che ripudiamo le guerre, ripudiamo la violenza, che questa tematica della guerra, del confronto, che ormai sono
decenni che assistiamo alla striscia di Gaza, che assistiamo in Israele, che assistiamo in Libano, che assistiamo in Giordania. Cioè, in realtà sappiamo che quei territori necessariamente devono essere interessati da parte delle organizzazioni mondiali per un intervento definitivo, perché il vero rischio è proprio quello che con interventi spot ne saremo qui a parlare anche nei prossimi anni. Per questa motivazione che ieri abbiamo respinto una presa di posizione contro e non per costruire, e quindi l'auspicio che coloro che sono preposti, nominati, eletti a svolgere questo compito lo facciano anche in rappresentanza della Regione Liguria. Allora, sì, di Regione Liguria a continuare i rapporti con lo Stato di Israele, ma voltiamo pagina e passiamo ai nostri territori, proprio nell'estremo ponente ligure dove Armando Biasi vive c'è la realizzazione dell'Aurelia Bis nella provincia di Imperia. Ecco, tu hai preparato e già depositato tra l'altro un'interrogazione a Regione Liguria che ha oggetto il riutilizzo delle terre e delle rocce da scavo gestite in regime di sottoprodotto, lo dico in maniera tecnica, derivanti appunto dalla costruzione dell'Aurelia Bis, questa strada principale, diciamo, che verrà raddoppiata nell'estremo ponente ligure. Ecco, sostanzialmente materiali di scavo che però non tutti potranno essere riutilizzati per il ripascimento delle spiagge, ma anche a rinforzo delle infrastrutture inesistenti, in particolare anche, mi sembra, delle passeggiate a mare, delle ciclovie che ci sono lì da voi. Allora sì, la riflessione, anche perché essendo stato per 3 volte sindaco del mio comune di Valle Crosia e vicepresidente della provincia con delega all'ambiente, ho posto all'assessore Giampedrone, che si è reso subito disponibile insieme ai suoi staff dirigenziali di settore ambiente, di fare questa riflessione insieme che trasferisco non soltanto per il ponente Ligure ma per l'intera Liguria. E nei prossimi 10 anni saremo interessati da importanti opere pubbliche di viabilità straordinaria, Aurelia Bis, gallerie, Terzo Valico, per cui la riflessione è stata che nel momento in cui ANAS e le agenzie preposte alla redazione dei progetti presentano a Regione Liguria la richiesta autorizzativa, anche con la VAS, la valutazione ambientale strategica, di mettere già come prescrizione all'interno di questa autorizzazione ambientale che i materiali di recupero da scavo, quelli che ambientalmente sono recuperabili, perché noi ragioniamo sempre nell'ottica del rispetto dell'ambiente, del rispetto delle norme, per cui quel materiale che potrebbe essere intorno a un 30% possa essere riutilizzato, anziché portarlo in discarica, che comporta ovviamente costi fissi, di poterlo utilizzare per andare a creare un ripascimento sulle spiagge liguri che sempre di più hanno bisogno di una manutenzione straordinaria, per il semplice fatto che i comuni medio, piccoli o anche quelli un po' più grandi non hanno le risorse economiche per mettere in sicurezza le spiagge, perché noi otterremo un triplo vantaggio. Il primo, il risparmio della discarica. Il secondo, aumenteremo di 15-20 metri il livello della battigia. Questo garantirebbe anche un piede marino per l'onda di ritorno e proteggeremo le nostre passeggiate mare che negli ultimi 15 anni sono state interessate da importanti investimenti pubblici con le piste ciclabili, con la riqualificazione del waterfront dei vari comuni, quindi accadrà con l'aumento delle maree, con l'aumento della quota altimetrica del nostro mare, di trovarci magari tra 10 anni con le spiagge che saranno sempre più piccole. Ci troveremo con il mare che arriva sulle passeggiate mare, con un danno di ripristino dei danni che sarebbe veramente alto. Invece con questa visione anticipativa di poter inserire all'interno delle VAS questa opportunità, ci troveremo una filiera corta che vedrà sicuramente risparmiare milioni di euro, garantire sicurezza e soprattutto non sperperare del denaro pubblico. Questo in estrema sintesi, ma se hai da farmi delle domande sono a tua disposizione.
Sì, abbiamo un minuto, ti volevo fare una domanda, ma poi concretamente, siccome hai detto che sarà un 30% circa del materiale che si potrà utilizzare per i ripascimenti delle spiagge e rinforzi, come si riesce proprio tecnicamente a fare una valutazione, questo materiale va bene, quest'altro non va bene? Perché non è semplice, credo. No, avviene in corso d'opera, in corso di cantiere, perché tutte le aziende che operano in questo settore della viabilità delle opere pubbliche usano macchinari che si chiamano setacci, che analizzano proprio in momento di scavo quello che sono i materiali che a quel punto andrebbero in discarica rispetto a quelli che chiamiamo materiale nobile, ambientalmente idoneo, che possa andare a rispettare il piano delle coste e quindi andare a fare la manutenzione delle spiagge del nostro litorale e di tutta la Liguria. Quindi materiale nobile e massimo rispetto per l'ambiente. Perfetto, è chiarito, ti ringrazio. Il tempo con te al momento è finito, ci risentiremo un'altra volta, senz'altro. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao Armando. Grazie e buona giornata a tutti. Grazie. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive Armando Biasi, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che è il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo. Sentiamo se Sara è già in linea, ci dovremo spostare nel Savonese. Ciao Sara, ci sei? Non è in linea perché non è raggiungibile al telefono, Fabrizio. Non è ancora raggiungibile al telefono, allora attendiamo qualche minuto, magari riproviamo. Con Sara volevo parlare di due argomenti. Il primo in particolare è un episodio di cronaca che è successo proprio l'altro giorno a Genova Voltri sul treno regionale 7 Levante Savona, dove sostanzialmente un passeggero italiano senza biglietto è stato controllato dal capotreno e dagli addetti di FS Security. In sostanza, 2 operatori di sicurezza hanno salvato il capotreno da una violenta aggressione, però uno dei 2 addetti purtroppo si è beccato una testata al volto. Insomma, questo passeggero ha reagito malamente, tra l'altro già conosciuto alle forze dell'ordine, e poi sono intervenuti ovviamente i carabinieri, gli agenti della Polster, eccetera, sono riusciti poi a fermarlo, identificarlo e a denunciarlo per lesioni e interruzioni di pubblico servizio. Ecco, la riflessione che volevo fare con Sara Foscolo è che effettivamente il piano sicurezza sui treni del ministro del MIT Matteo Salvini ha funzionato, perché se non ci fossero stati 2 addetti di FS Security, il capotreno sostanzialmente sarebbe stato un'altra volta picchiato e sarebbe finita molto peggio, come è successo l'altro a Genova Rivarolo, dove un capotreno era stato accoltellato da un nordafricano, un giovane egiziano, alcuni mesi fa. Sentiamo se la Sara Foscolo è finalmente in linea. Non è ancora raggiungibile, mi spiace Fabrizio, non è ancora raggiungibile. Ancora non raggiungibile, perfetto. Allora, invece il secondo argomento con cui volevo parlare con Sara è proprio un ordine del giorno che martedì, 2 giorni fa, è stato approvato dall'Assemblea legislativa della Liguria a sostegno delle 6.000 imprese agroalimentari. Un proficuo lavoro, tra l'altro, fatto dal nostro vicepresidente e assessore regionale all'agricoltura Alessandro Piana, e proprio grazie all'ordine del giorno di Sara Foscolo, che è stato approvato tra l'altro all'unanimità dal Consiglio regionale Ligure, c'è questo sostegno. Questo sostegno alle nostre imprese agroalimentari sono 6.000, ricordo ancora, oltre 6.000 sul nostro territorio, e riguarda appunto proprio i dazi USA degli Stati Uniti e la competitività delle nostre
aziende. Questo ordine del giorno della Lega sostanzialmente ha impegnato la giunta regionale a valutare di investire nuove risorse per sostenere le aziende liguri implementando il piano agroalimentare. In sintesi, fare le imprese ad abbassare i costi, eliminare la burocrazia inutile e incrementare la qualità esistente, trovando anche nuovi mercati. Dopo questo miei preamboli volevo sapere se la nostra ospite Sara Foscolo è finalmente in linea, altrimenti direi di chiudere qua il nostro collegamento. Fabrizio, mi spiace, ma non è ancora siamo riusciti raggiungibile. a rintracciare Sara Foscolo. Sara, ci sei? No, mi spiace Fabrizio, ma non è ancora raggiungibile. Allora, purtroppo Sara Foscolo non è raggiungibile, sarà in qualche galleria. Sappiamo che nel Ponente Ligure sulle nostre strade purtroppo il segnale telefonico non funziona molto bene, o sarà magari in qualche territorio dell'entroterra, perché la nostra Sara gira sempre e sempre sul territorio al lavoro. Quindi per il momento chiudiamo qua il nostro collegamento in anticipo. Da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Graffione.